Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vi devo proprio fare una confessione e premetto, ve la faccio, vi assicuro, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali. Diciamo come al solito, insomma, non c'è un peggioramento particolare rispetto allo stato consueto, ma per onestà intellettuale ve lo devo dire. Sono perfettamente d'accordo col sindaco di Bologna, Matteo Lepore. No, non sono impazzito, vado a leggervi cosa ha detto il sindaco di Bologna. Le istituzioni che si attaccano a vicenda danno forza a chi si oppone ad esse. Io continuo a mantenere la mia linea, schiena drittissima. Le istituzioni devono essere unite davanti alle tragedie e devono isolare i violenti. Sottoscrivo, strasottoscrivo con il blu, il rosso, firmo col sangue, sono perfettamente d'accordo con Matteo Lepore ed è esattamente il motivo per cui Matteo Lepore si deve dimettere. E sì, perché adesso se le prendiamo sul serio queste esternazioni che vi ho letto, diciamo che o Matteo Lepore, lui sì, soffre di una forma, diciamo, di dissociazione cognitiva, oppure, come dicono a Roma, c'è sta a coglionà, perché queste frasi, se se le rivolge allo specchio, un secondo dopo firma la lettera di dimissioni da Bologna. Vi rendete conto? Matteo Lepore, il sindaco che non so, mezz'ora, 20 minuti, pochissimo tempo dal fattaccio, cioè dalla morte di Fakir, per cui chiunque condivide la diciamo tristezza di fronte a una vita che se ne va, ma un conto è quello, un conto è una ricostruzione quasi indiretta ideologica per cui si urla subito giustizia per Fakir. Non lo urlano solo nei centri sociali di Bologna, che sono un po' evidentemente però il core business della narrazione del sindaco, ma lo urla il sindaco, convoca una manifestazione a pochi minuti dall'evento sulla parola d'ordine giustizia per Fakir, ribadisce anche in TV, parla di vittima, dove c'è una vittima c'è un carnefice evidentemente. Chi è quel carnefice nella dinamica? È abbastanza evidente, no? Che se quello è una vittima, i carnefici nel messaggio, nella postura, sarà al di là della sua volontà, ma sono le forze dell'ordine. Tra l'altro il giorno dopo quella devastazione urbana fatta da chi condivideva, seppur ovviamente articolando in tutt'altro modo, la sua parola d'ordine giustizia per Fakir, ha ribadito il sindaco che insomma se non si farà chiarezza, lo Stato non farà il proprio dovere, ci saranno altri disordini. E quindi cosa sapeva, cosa sta insinuando, cioè parliamoci chiaro, il primo ad allargare il fossato tra istituzioni a Bologna è stato il sindaco di Bologna, scavando subito un fossato simbolico, linguistico, fattuale, però percepito da tutti, tra il primo cittadino, la giunta della città, il governo della città e le forze dell'ordine, coloro che sono deputati a tutelare l'ordine pubblico, a difendere i cittadini, a garantirne la sicurezza. Lui ha allargato in modo assolutamente anomalo il fossato tra istituzioni. E adesso risponde così ai rilievi del ministro dell'interno Piantedosi, che aveva detto il sindaco, non dico che debba chiedere scusa, ma c'è stato qualcosa di cui dovrebbe prendere atto e offrire una valutazione dal momento in cui sono stati aggrediti i poliziotti e sfasciata la città. E lui ha risposto così: dico al ministro Piantedosi, attaccare me, attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico, è un formidabile rigiratore di frittate, ribaltatore di significati, al punto che arriva a violare il principio di non contraddizione e a ammonire lui, il governo, che le istituzioni devono stare unite, che non si attaccano a vicenda alle istituzioni. Lui, che peraltro poi dopo lo avrebbe fatto sull'onda delle critiche, ma che diciamo alcuni agenti feriti subito dopo gli scontri dicono non abbia dato alcun segno di solidarietà a costoro, invece molto attivo sul fronte della famiglia, ripeto, famiglia coinvolta da un evento luttuoso che spiace,
però nato e tra l'altro il tempo trascorso avvalora il fatto che non sembra ci sia stata non solo colpa, ma lacuna, mancanza procedurale della polizia, mentre invece Fakir purtroppo era minaccioso in quel momento. Quindi questo è quello che accadeva. Lui subito dà sponda a una narrazione pesantemente antidivise e ora ci dice che non bisogna contrapporsi tra istituzioni. Lepore, lei ha perfettamente ragione. Attendiamo quindi a brevissimo le sue mai tanto agoniate dimissioni. Grazie a tutti.